È stato l'ungherese Marton Fucsovics a trionfare nell'edizione 2017 degli internazionali di tennis Città di Vicenza, disputati sui campi del Tennis Palladio 98. Una battaglia durata 3 set che ha visto l'ungherese superare in finale il 22enne serbo Laszlo Djere. Perso il primo set per 6-4, Fucsovics riesce a strappare a 0 il servizio all'avversario nel quarto gioco della seconda partita, ma Djere non molla e recupera il break, arrivando persino a servire per il match sul 6-5. Nello scambio decisivo sul 40-30 l'ungherese gioca tutte le sue carte, annulla la palla del successo serbo e riesce a strappare il servizio all'avversario. Si va al tiebreak, Fucsovics si porta a 6-3, ma Djere annulla i set point, arrivando anche a procurarsi un'altra palla match, che l'ungherese riesce però ad annullare prima di conquistare la seconda partita e allungare la sfida al terzo e decisivo set. All'inizio l'inerzia è tutta dalla parte del tennista ungherese, un break firmato già al primo gioco indirizza la gara. Djere non riesce ad entrare mai in partita, finendo per innervosirsi oltremodo. Finisce con un facile 6-2 per Fucsovics. Penso che la chiave sia stata lottare fino alla fine. Pensavo di dover perdere in 2 set, però la motivazione mi ha spinto a continuare e alla fine ho un altro trofeo a casa. Non pensavo di giocare qui questa settimana, pensavo di prendermi una settimana di riposo, però appena sono arrivata qui a Vicenza le sensazioni sono state subito ottimali con il campo, le palline, ottimo tempo, ottimo circolo. Mi sono trovata a casa e alla fine queste buone sensazioni si sono tramutate in una vittoria finale. Un'edizione da ricordare negli annali, questa 2017 per il Challenger vicentino, come sottolinea lo stesso organizzatore del torneo. Siamo con il presidente Enrico Bettini. Presidente, l'edizione è sicuramente migliore da quando questo è un Challenger. Sì, siamo contentissimi perché quest'anno è sicuramente l'edizione migliore. Il cut-off dei giocatori della prima lista era 169 al mondo, per cui mi dicono gli addetti ai lavori che forse è il challenger migliore quest'anno in Italia come presenza dei giocatori. Il clima è stato dalla nostra parte, la macchina organizzativa è funzionata al meglio, per cui siamo contentissimi insomma, per questa edizione. Si diceva è stata una settimana in cui si è visto proprio del grande tennis match durati oltre 3 ore, insomma uno spettacolo vero e proprio. Sì, su questo aspetto devo dire che anche gli anni scorsi c'erano state delle bellissime partite, sono giocatori professionisti, tutti molto preparati, per cui la qualità degli incontri è altissima. Siamo molto contenti di questo anche perché i nostri giovani, ma i giovani anche di tutti gli altri circoli che vengono a vedere gli incontri, possono veramente assistere ad incontri di altissimo livello. Unica pecca, insomma, diciamo così, è che ancora una volta in finale non è arrivato un italiano, proprio è ormai la maledizione di questo torneo. Sì, diciamo che quest'anno poi speravamo che fosse l'anno buono, perché abbiamo avuto 3 italiani nei quarti di finale, il giovane Berrettini che è una speranza del tennis italiano, Matteo Donato, un altro giovane molto promettente, e Lorenzo Giustino. Giustino poi è arrivato in semifinale e ieri fino all'ultimo speravamo che fosse lui il primo italiano a poter giocare alla finale, invece ha perso al terzo e quindi anche quest'anno non è l'anno buono, speriamo per l'anno prossimo. Infatti è un motivo in più che vi spinge a operare per il prossimo anno, insomma il torneo si riconferma. Sì, sicuramente è nostra intenzione continuare, insistere su questa strada, l'entusiasmo è tanto e chissà che l'anno prossimo sia la volta buona per un italiano. A proposito di entusiasmo, abbiamo visto non solo in finale oggi, ma gli spalti sempre pieni qui a Vicenza. Sì, devo dire che la posizione del circolo che è in centro città,
ma la passione che contraddistingue proprio i tennisti vicentini vengono da tutta la provincia e anche da tutta la regione, per cui abbiamo avuto un'ottima affluenza di pubblico e noi non facciamo pagare il biglietto, per cui come nostra politica vogliamo proprio che sia un evento di promozione per il tennis. E funziona e ci gratifica molto. Gratifica il Tennis Palladio 98, ma gratifica anche la federazione e lo stesso comune di Vicenza, per i quali un evento di tale portata e così tanto prestigio rappresenta un'indubbia ragione di vanto. Prima cosa da complimentarmi con Enrico Bettini, è chiaro che Vicenza ne guadagna, poi anche come città dello sport guadagna in una manifestazione di questo genere che basta vedere quanto pubblico ha portato. Infatti quest'anno Vicenza Città Europea dello Sport, questa è una delle ciliegine sulla torta della città. Sì, assolutamente, e questo ci fa grande onore e io come vicentino non posso che esserne orgoglioso. A stasera è un evento importantissimo per Vicenza ormai da anni, quest'anno diciamo che assume un valore ulteriore perché è una di quelle chicche che fanno di Vicenza proprio la città europea dello sport. Sì, nella nostra presentazione all'Europa di quello che è l'attività di questa amministrazione, oltre ai lavori, oltre all'attività quotidiana dei bambini, degli adulti, ci sono poi le grandi manifestazioni, questa diciamo che è la più importante, quindi chiaramente è un po' da anni, ma quest'anno ha assunto anche una forma più bella. Si sta crescendo giorno per giorno, quindi la mia soddisfazione è di vedere che questo club, questo circolo è riuscito a portare una grandissima manifestazione e lo si vede dal pubblico, lo si vede dai risultati, quindi grande soddisfazione per gli sportivi vicentini. Quello che si disputa a Vicenza ormai da diversi anni alla fine di ogni primavera è solo uno dei tanti appuntamenti con il grande tennis organizzati in territorio veneto. Una regione, quella guidata nel tennis da Mariano Scotton, che si dimostra di anno in anno sempre più preparata ad ospitare tornei internazionali di grande livello, proprio come il Challenger Città di Vicenza. Siamo con il presidente del comitato regionale Mariano Scotton, qui a Vicenza, grande tennis per un'intera settimana. Sì, è un torneo veramente notevole. La lista di giocatori è di primo ordine, giocatori che sono stati anche nei primi 100 al mondo, ma soprattutto anche un torneo molto combattuto che dà grande spettacolo, partite finite dopo 3 ore, ma veramente partite di grande interesse, seguite molto bene dal pubblico. Il segno che il tennis sta tirando in maniera notevole gli appassionati e questa è una cosa estremamente positiva per noi. Parlava proprio del pubblico, insomma Vicenza ha dato prova di apprezzare il grande tennis. Sì, Vicenza è sempre stata una piazza estremamente bella per il mondo del tennis, ci sono dei circoli che stanno facendo molta attività soprattutto per i ragazzi delle scuole, sono nati anche dei ottimi giocatori e quindi un circolo di tradizione e meritava questo grande torneo. Si tratta di uno dei tornei più importanti che la Regione del Veneto ospita nel corso di quest'estate. Sì, abbiamo 3 tornei da $50.000, poi una ciliegina sulla torta, il $75.000 di Cortina che sarà nel mese di agosto, quindi manifestazione di altissimo livello che ovviamente gli appassionati spero vadano anche i prossimi a seguire perché sono dei tornei di grande interesse, importanti e sicuramente anche potranno essere fare da volano per i ragazzi che frequentano le nostre scuole tennis. Già, i ragazzi, sugli spalti di Contrà della Piarda se ne sono visti davvero tanti durante l'intera settimana di gioco. È anche per loro, per vedere crescere sempre la loro passione, che circoli e federazione lavorano giorno dopo giorno per portare in Veneto le migliori racchette del circuito internazionale ATP.
non è facile sicuramente proporre grande sport, però bisogna poi insomma attendere la risposta della città, in questo caso c'è stata. Sì, la risposta c'è stata, diciamo comunque in questi anni qua, da quando c'è la nostra amministrazione Variati, i campi da tennis sono stati particolarmente seguiti, perché noi ci siamo trovati in una situazione molto deficitaria. I nuovi gruppi che hanno preso in gestione gli impianti li hanno fatti crescere molto bene, e ovviamente i cittadini, siccome è uno sport molto gettonato dai cittadini, sia dai bambini che dagli adulti, hanno dato una grande risposta, quindi grande soddisfazione anche numerica, oltre che avere avuto la possibilità di mettere a posto, grazie al loro impegno anche economico, gli impianti, perché un'amministrazione deve curare anche l'impiantistica sportiva.